Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Sanità, referti in ritardo per i malati di tumore. L'assessore Faraoni dopo Trapani dispone ispezioni e verifiche in tutte le ASP dell'isola. A Catania, dopo gli arresti su mafia e politica, arriva la sferzata dei vescovi raspanti. Noi cittadini dobbiamo reagire. A Catania l'appello di Monsignor Renna, no all'illegalità, la città si liberi. Catania, morte dell'ispettore Raciti, torna tesi fuoco amico, chiesta revisione del processo, legale di Speziale, nuova prova, testi assolti da diffamazione. Ballarò, ostaggio di pusher e tossicodipendenti, la zona interna del quartiere di Palermo è praticamente off limits. Notte di violenza a Messina, in piazza Unione Europea scoppia una rissa tra giovani, un ferito, 7 indagati. Calcio, il Palermo domani ospita il Brescia, Dionisi punta su Poiampalo e Verre per dare seguito al successo di Cosenza. In Serie C il Catania domani con molte assenze riceve al Massimino il Foggia, Messina e Trapani impegnate in Puglia rispettivamente contro Monopoli e Cerignola. Bentrovati, in apertura ci occupiamo ancora di sanità anche oggi perché dopo i ritardi che si sono registrati nell'ASP di Trapani per quanto riguarda i referti istologici di malati di tumore, l'assessore alla salute Faraoni ha disposto ispezioni e verifiche in tutte le ASP dell'isola. Intanto continuano ad emergere altri ritardi nella consegna dei referti sempre in provincia di Trapani con situazioni drammatiche che di giorno in giorno vengono fuori. Laura Spanò. È destinata ad allargarsi a tutte le ASP della regione l'ispezione predisposta dalla regione già per l'azienda sanitaria trapanese, e questo a seguito dello scandalo legato ai ritardi nella consegna dei referti istologici ai pazienti malati di cancro. 3 al momento i casi sotto la lente di ingrandimento: la signora di Mazzara che ha atteso ben 8 mesi, il caso dell'ex infermiere di Salemi che ha ricevuto i referti 12 giorni dopo essere morto, dopo 4 mesi di attesa, e ora c'è anche il caso del vice segretario nazionale del PSI ed ex deputato regionale, il trapanese Nino Oddo, che denuncia che attende il referto degli esami istologici ormai da 3 mesi. E poi c'è la vicenda dei 73 medici che assunti nel biennio 2023-2024 all'ASP trapanese che si sono dimessi. Insomma, la bufera sull'ASP di Trapani non si placa e anzi l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, che ha disposto un'indagine sui tempi di consegna dei referti degli esami istologici all'ASP trapanese con la promessa di rendere pubblici i dati raccolti dagli ispettori, mette in chiaro che le verifiche si allargheranno ad altre aziende dell'isola per evitare altri casi che nel frattempo continuano ad emergere. I rapporti tra la mafia e la politica, potrebbero esserci nuovi sviluppi nell'inchiesta Mercurio che ha portato in carcere 19 persone, tra cui un deputato regionale, un sindaco e altri 2 politici locali del catanese. Le indagini della DDA Etnea proseguono e tutto sembra indicare la possibilità di altri coinvolgimenti. Manlio Viola. Arriveranno la prossima settimana al Tribunale del Riesame le richieste di scarcerazione dei politici arrestati nell'ambito dell'operazione Mercurio. Per il momento ad annunciare il ricorso è stato soltanto il legale del deputato autonomista Giuseppe Castiglione, ex presidente del Consiglio Comunale di Catania, che nell'interrogatorio di garanzia ha respinto tutte le accuse. L'inchiesta continua alla ricerca di altri deputati, almeno uno, che potrebbero aver avuto un ruolo nei patti con la mafia catanese del 2022, ma l'inchiesta si muove a più livelli. Lo sbarco all'Ars degli uomini vicini alle famiglie nasce infatti da una ricerca di contatto nel territorio. I boss infatti volevano fare i loro affari con i comuni della cintura etnea. Non è un caso che anche il deputato regionale arrestato fosse presidente del Consiglio Comunale di Catania quando fu avvicinato. Nell'inchiesta ci sono anche un sindaco, quello di Ramacca, Nunzio Vitale, un vicepresidente del medesimo Consiglio Comunale di Ramacca, Salvatore Fornaro, e un ex vice sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici di Mister Bianco, Matteo Marchese. Dai loro interrogatori di
garanzia gli inquirenti puntano a ricostruire gli affari nel territorio e proprio da Ramacca si muove la ricerca dell'altro deputato regionale che si sarebbe presentato al boss. Non sono indagati invece altri nomi noti della politica catanese, nonostante siano documentati incontri con i boss. Scelte quelle adottate dalla Procura nella sua richiesta e dal GIP nella sua ordinanza, dietro le quali ci sono altri rami d'inchiesta, dai quali emergerebbero posizioni diversificate a vari livelli di consapevolezza del ruolo della persona incontrata. Tutti elementi che fanno pensare a prossimi sviluppi di questa stessa indagine. La Procura della Corte dei Conti ha aperto un procedimento per danno erariale nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, ex sottosegretario all'interno, condannato a 6 anni in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. All'ex politico la magistratura contabile chiede 1.800.000 euro a titolo di risarcimento per il danno di immagine arrecato alla pubblica amministrazione. E su mafia e politica, sui rapporti che sempre più spesso emergono dalle inchieste della magistratura, si leva la voce dei vescovi. Sentiamo innanzitutto quella del presidente della CESI, Monsignor Antonino Raspanti. I fatti che abbiamo appreso dai giornali ci turbano profondamente, perché ci fanno capire da una parte che l'organizzazione mafiosa prolifica, va avanti, e dall'altra parte che ci sono parti della politica che ancora sono troppo fragili e troppo deboli e si lasciano asservire alla malavita. E questo è veramente incredibile. Ma noi cittadini dobbiamo reagire, noi cittadini dobbiamo non stare zitti e dobbiamo tornare a parlare come abbiamo fatto tanti anni fa, perché appunto l'organizzazione malavitosa non è per nulla sconfitta, anzi, avendo scelto strategie meno appariscenti, meno stragiste, che non danno all'occhio, può agire nelle tenebre, può agire nell'oscurità, e purtroppo ci sono ancora persone che sono troppo vulnerabili e assorbono la voglia, la sete di potere, di denaro che la malavita ti offre. È necessario un sussulto della coscienza di noi cittadini di una democrazia liberale. È per questo che invito tutti a tornare a discutere, a tornare a insegnare ai ragazzi, alle famiglie, nei mass media, in tutti i luoghi, che il bene comune va servito con libertà, con dedizione e con disinteresse. E a Catania, da San Cristoforo, quartiere difficile ed emarginato della città, parte l'appello dell'arcivescovo Renna affinché politici e imprenditori si liberino dall'illegalità diffusa. Simona Mazzone. Un appello ricco di dolore e condanna dopo gli ultimi arresti per scambi politico-mafiosi che hanno coinvolto Catania e quello dell'arcivescovo Renna nel suo messaggio alla città. Questo continuo scivolare nell'illegalità, nell'essere preda di coloro che vogliono tenere in mano la città impoverendola, ecco, è qualcosa dal quale la città di Catania e forse tanti amministratori e tanti imprenditori si devono liberare. È l'occasione la Piazza della Democrazia nell'Oratorio Don Bosco a Santa Maria delle Salette, appuntamento nato dalla Settimana Sociale dei Cattolici di Trieste e organizzato a San Cristoforo, quartiere ai margini, definito difficile per l'alto tasso di criminalità, unito alla crescente dispersione scolastica e che recentemente è stato oggetto del decreto Caivano, con fondi da utilizzare per riqualificare il territorio. Siamo ben contenti che lo Stato intervenga nella rigenerazione di questo quartiere, una rigenerazione che non può non avere un primato, una rigenerazione sociale soprattutto, che certo passa attraverso la cura delle infrastrutture, ma anche attraverso la cura delle persone. Nell'occasione è stato presentato il documento Assieme per San Cristoforo, uno studio realizzato tra associazioni, giovani e docenti universitari. Quali sono i contenuti e le finalità? Quello di fare luce sulle potenzialità e le tantissime vocazioni sopite di questo quartiere. Oggi è un'occasione per conoscerne tante di questo tipo. Le testimonianze che vengono messe in campo devono servire a stimolare la messa a terra di tantissime progettualità. Presenti all'incontro famiglie, associazioni e sindacati con gli esponenti territoriali di CGIL, CISL e UIL. A Catania
torna la tesi del fuoco amico per la morte dell'ispettore Filippo Raciti, morto il 2 febbraio del 2007 negli scontri tra forze di polizia e Oltrade e i rossazzurri, mentre allo stadio Massimino si giocava il derby con il Palermo. Ha presentato domanda di revisione del processo alla Corte d'Appello di Messina l'avvocato Lipera, difensore di Antonino Speziale, che è stato condannato quando era minorenne per omicidio preterintenzionale a 8 anni e 8 mesi di carcere già scontati. Al centro dell'istanza di Lipera 2 interviste al programma TV Le Iene che nel 2020 parlavano proprio di fuoco amico. Pedopornografia online adesso si fa con l'intelligenza artificiale, la nuova frontiera dei criminali del business degli abusi sessuali sui minori. A sgominare una banda di 25 pedofili è stata l'Europol, in prima linea anche la Polizia Postale di Catania, ma il fenomeno desta molta preoccupazione. Orazio Longo. Neanche il tempo di inventarla l'intelligenza artificiale ed è già strumento in mano ai criminali, a quelli più zozzoni per giunta, quelli degli abusi sessuali contro i minori. Una operazione dell'Europol ne ha individuati 25 di criminali che utilizzavano la nuova arrivata dell'era tecnologica, l'intelligenza artificiale, per creare file pedopornografici e distribuirli sul web tramite una password che veniva rilasciata dopo un simbolico pagamento online. 273 sospettati, 170 sequestri nell'operazione denominata Cumberland, che non è, dicono gli investigatori, ancora finita. Il blitz era scattato dopo l'arresto di un cittadino danese che gestiva una piattaforma online su cui distribuiva il materiale che lui stesso produceva utilizzando l'IA. In prima linea la Polizia Postale di Catania, che, coordinata dalla DDA in un'altra indagine, ha arrestato 34 persone. Il nostro codice penale punisce coloro che realizzano, producono, diffondono, detengono immagini di pornografia minorile virtuale. Cioè quelle immagini, quei video realizzati mediante tecniche di elaborazione grafica la cui qualità di rappresentazione è così alta da fare apparire come vere, realistiche situazioni invece non reali. Ed è un fenomeno purtroppo che sta registrando un aumento di casi anche tra i minori. Stiamo elaborando anche strategie investigative con l'utilizzo di software che ci consentano anche di verificare se un'immagine o un video è un cosiddetto deepfake, cioè realizzato con sistemi di intelligenza artificiale e immagini talmente fatte bene da apparire come vere, per poterle chiaramente estrarre, capire, comprendere e perseguire. Quello della pedopornografia è un business osceno e redditizio, ma che con la tecnologia diventa ancora più pericoloso. Save the Children sottolinea l'importanza di rafforzare la rete di prevenzione e le attività di contrasto con il coinvolgimento anche delle famiglie. Adesso andiamo a Palermo, il quartiere di Ballarò, ostaggio dei pusher e dei tossicodipendenti. Questa zona interna del palermitano è praticamente off limits. Marco Gullà. A Ballarò c'è il mercato, ci sono i turisti, ci sono i colori. Poi però c'è anche una zona del quartiere che sta ormai diventando off limits, una roccaforte della droga, del crack. La recente aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia ha nuovamente riacceso l'allarme su Ballarò a Palermo. C'è chi chiede un presidio fisso H24, chi l'esercito, chi maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Fatto sta che in alcune strade della Bregheria diventa impossibile poter accedere se non sei consumatore di droga e quindi di crack. La parte interna di Ballarò è controllata dai pusher, per lo più extracomunitari, che qualche giorno fa hanno anche aggredito la giornalista di Striscia la Notizia e l'assessore comunale Giuliano Forzinetti. Da anni chiediamo al prefetto che ci sia una maggiore attenzione in favore del territorio della prima circoscrizione. Lo hanno chiesto anche i cittadini attraverso fiaccolate, esposte, raccolte firme, ma purtroppo nulla è cambiato, possiamo dire. Noi continuiamo a confidare, a sperare che il prefetto intervenga proprio in tutti quei luoghi dove necessita un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine. E non solo emergenza droga, perché a Ballarò ci sono anche diverse strade invase dalla spazzatura, un film visto e rivisto. Notte di violenza a Messina, in piazza Unione Europea scoppia una rissa tra giovani, un ferito non è in pericolo di vita e 7 gli identificati. Francesco Triolo.
I contorni sono tutti da chiarire, ma la prima sensazione è che la lite avvenuta nella notte in piazza Unione Europea a Messina, proprio di fronte il palazzo del comune, sia qualcosa di più di una semplice rissa tra giovani, una vicenda sulla quale stanno indagando gli agenti e le volanti della questura intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale. 7 giovani coinvolti, tutti messinesi intorno ai 20 anni, che hanno dato vita alla rissa. L'intervento della squadra volanti ha permesso di fermare quello che potrebbe essere stato anche un pestaggio, una resa dei conti, una spedizione punitiva, perché sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Uno dei giovani è stato ferito, non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono comunque serie, è ricoverato all'ospedale con 30 giorni di prognosi. I partecipanti alla rissa sono stati tutti identificati e per loro è pronta sicuramente una denuncia per rissa aggravata, il cosiddetto Daspo Willy, ma in seguito alla ricostruzione dell'episodio, dei motivi e della dinamica non sono esclusi ulteriori provvedimenti anche più pesanti. Le forze dell'ordine infatti stanno procedendo verso loro secondo la normativa di legge. Sul posto inoltre sono stati rinvenuti caschi da moto ed un coltellino, fattori che farebbero pensare proprio a qualcosa di più di una rissa scoppiata all'improvviso e per futili motivi. Etna sorvegliato speciale, ma c'è anche lo Stromboli a fargli compagnia con la doppia eruzione che in queste ore sta dando spettacolo. Secondo i vulcanologi, comunque, i due fenomeni non sono in alcun modo connessi tra loro. Sull'Etna si è potuto osservare la presenza di un piccolo cratere sul fianco meridionale della Bocca Nuova, a 3100 metri, mentre continua l'attività esplosiva dal cratere di sud-est. Lo Stromboli presenta un trabocco lavico dall'area craterica nord con una modesta azione di fontane di lava. Al momento il fronte lavico è fermo nella parte superiore della scala del fuoco e in questo primo weekend di marzo l'attenzione torna a concentrarsi sui numerosi turisti che in queste settimane hanno preso d'assalto l'Etna, creando non pochi problemi ai soccorritori. Si ricorda di non muoversi verso le zone interessate dalle colate se non ben equipaggiati e accompagnati a guide esperte. Sul fronte aereo non ci sono restrizioni per l'aeroporto di Catania. Adesso una breve pausa, poi andremo a Siracusa a vedere il nuovo ponte di Ortigia. A tra poco. Stamattina è stato inaugurato il nuovo ponte ciclopedonale di Ortigia, un'opera realizzata in meno di un anno che però sin dalla presentazione del progetto ha diviso la città. Il sindaco al nostro telegiornale ha detto: non dobbiamo adorare le ceneri ma sviluppare la bellezza. Francesco Aloi. Lei sta fotografando e ammirando il nuovo ponte. Sì, molto bello e secondo me anche molto utile per la città. Ortigia è il suo terzo ponte. A meno di un anno dall'inizio dei lavori, eccolo il nuovo collegamento tra l'isola e il resto della città, però dedicato soltanto a pedoni e ciclisti. 42 metri, 6 metri di larghezza, un ponte che è finanziato con una misura destinata alla mobilità dolce, quindi per infrastrutture ciclopedonali. Ad attraversarlo per primi sono stati i bambini, in bici. La curiosità è tanta. Tutti vogliono passare su questo ponte e, perché no, pubblicare una foto sui social. Un nuovo punto di osservazione della Darsena, ma soprattutto un punto di partenza in vista della riqualificazione di Riva della Posta. Noi dobbiamo non adorare le ceneri, abbiamo un patrimonio meraviglioso, dobbiamo continuare a costruire e a sviluppare la bellezza della nostra città. Ma se da un lato c'è chi apprezza, dall'altro c'è chi scuote il capo per un ponte che aveva diviso la città già dal suo annuncio. È una delle tante altre cose inutili che ha fatto questa amministrazione. Ricerca finanziamenti soltanto per dare l'impressione che si stia facendo qualcosa, avrebbe potuto invece cercare un finanziamento per realizzare un altro ponte come quello di Santa Lucia per le autovetture, i pedoni e le biciclette. Intanto qui si continuano a scattare foto. Come ogni sabato, subito dopo questo telegiornale, la trasmissione Il Punto con Luca Ciliberti. Di cosa vi occuperete? Buongiorno Adelaide. Allora, oggi ci occuperemo dell'ospedale di Taormina, del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Abbiamo chiamato ultimo appello, il 31 luglio scadrà la proroga, però abbiamo delle notizie, diciamo, e anche degli ultimi aggiornamenti, insomma, che fanno sperare bene, insomma, per questo ospedale, ma non vi voglio
voglio dire altro, scoprirete poi durante la trasmissione. Poi conosceremo il nuovo movimento politico di Ismael Lavardera, l'ex Iena, eletto nelle file di Sud Chiama Nord con Cateno De Luca, che ha lasciato Cateno De Luca per fare un movimento autonomo. Insomma, scopriremo anche qual è la sua proposta per gli elettori, insomma, che vorranno seguirlo. Quindi insomma tanto dentro. Tra gli ospiti ci sarà il deputato alla Camera Francesco Ciancitto, in Commissione Sanità Nazionale, il deputato regionale Nicola D'Agostino, in Commissione Sanità regionale, poi Ismael Lavardera, Sasha Agati, che è il primario ormai diventato famoso appunto per la difesa del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, e poi giornalisti, le vignette di Totò, insomma tutto nella trasmissione. Grazie, a dopo il Luca. telegiornale. Grazie Luca, quindi l'appuntamento, come abbiamo sentito, è proprio subito dopo questo nostro telegiornale, quindi intorno alle 14:30. Adesso una breve pausa e poi il calcio.